Amici bellini, che serenità! Che serenità, non so se vi siete già goduti il video dell'approfondimento del post partita con tutte le interviste, con tutte le considerazioni, ma adesso è arrivato il momento di parlare di campo. Vi ho dato un po' di tempo, ecco, vi ho dato un po' di tempo per raccogliere anche altre statistiche, perché mi potete dare una mano. Cominciamo! È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici bellini, first thing first, le prime cose, le cose importanti. River Johnny, benvenuto tra gli ultimi iscritti, gli ultimissimi iscritti. Qualcuno si starà iscrivendo adesso perché l'algoritmo gira e a furia voi, la mia community, quelli là esperti che mi date una mano con i vostri like e con il vostro supporto, i video girano, appaiono nei vari appassionati del Napoli e di calcio e arrivano nuovi iscritti. Sono cose belle, sono piccole soddisfazioni, oltre al fatto che insomma Spalletti dice le cose che diciamo noi, che praticamente vabbè, lasciamo bene, non ci vogliamo assolutamente atteggiare più del dovuto, un pochino, ci atteggiamo un pochino, perché poi alla fine certe cose vengono proprio al pettine, i nodi vengono proprio al pettine. Vogliamo fare subito campo, vogliamo fare direttamente la Lavagnetta, Ambrabam, andiamo direttamente alla Lavagnetta, perché vorrei parlare un pochino di come si è sviluppata delle posizioni medie, ma ho preparato anche tanti screenshot per voi, veramente tantissimi, questa volta, per farvi notare delle cosucce. Uno dei primi screenshot che voglio farvi vedere è questo qui, è una considerazione che lascio leggere a voi. Avete letto? Siete d'accordo? Non si può essere d'accordo, è un fatto e i fatti non si possono contestare, è un fatto. Quindi quanto è straordinario, quanto è forte Manolas. Allora, il Napoli, facendo un ricapitolo di delle cose che sono successe, il gol di Zielinski subito, che adesso andiamo a vedere con uno screenshot, il gol di Mertens subito, dopodiché un tiro di Lozano alto, un tiro di Immobile parato, anche quello lo vedremo a screenshot, un tiro di Lozano parato, che poi alla fine è Yusai che accompagna bene e appoggia su Reina, poi ci sarà anche un tiro bellissimo di Lozano poi bloccato, che non mi sono nemmeno scritto, altro assist di Mertens. Dopodiché Luis Alberto testa i famosi riflessi di Ospina, la traversa di Acerbi, che poi, se vogliamo, c'era un fallo su Rachmani, quindi probabilmente sarebbe stato annullato un eventuale gol, un altro tiro di Lozano parato, molto attivo Lozano nel primo tempo, non sottovalutate la partita di Lozano, il gol di Mertens su assist di Lozano, e nel secondo tempo meno roba, se vogliamo, il tiro di Mario Rui, ci siamo segnati un tiro di Insigne centrale e il gol di Fabian. Però c'è da vedere e c'è da capire. Tra l'altro, benvenuto anche Pasquale Bosso tra gli ultimi abbonati, perché io devo ringraziare tutti i miei abbonati e mi dispiace anche che quando sono in live vorrei avere 1000 occhi, vorrei avere 200 ore in più per leggere tutti i commenti. Purtroppo capita che mi scorrono veloci, mi dispiace tantissimo, ma uno alla volta vi prendo tutti, veramente, è solo questione di tempo. Signori miei, il Napoli si schiera così e si schiera bene, l'approccio è subito giusto. Lobotka finisce qui e Fabian finisce qui. Questa è una delle prime chiavi tattiche, perché quando la squadra poi è corta, abbiamo detto, K2 e Rachmani possono dare una mano a Lobotka e non si crea la voragine che invece si è creata nella Lazio di Sarri, e quindi abbiamo uno Zielinski che praticamente aiutava molto Mertens, e un Mertens che finiva qua molto spesso all'altezza di Fabian, se non più basso, con Zielinski pronto ad occupare poi lo spazio, il famoso Mertens che fa, da come dice Spalletti, terziario, terziario era Mamozio, che è terziario nel film di Totò. No, il rinterzo. Le cose di Spalletti straordinarie. Guardiamo un attimo gli screenshot che ho preparato, perché il primo gol vi voglio far notare che nasce così. E adesso metto le freccette, voi vedete le mani, ma non c'è trucco e non c'è inganno. Parte da Mario Rui e dovete vedere Mertens dove sta. Ok, che riceve il pallone, questo filtrante riceve il pallone proprio nel buco che si crea tra attaccanti e centrocampo, e poi la difesa si era schiacciata. Ok, voi guardate questa cosa qua e in alto vedete i piedini di Lozano. È chiaro? I piedini di Lozano. Il secondo screenshot vi fa vedere che cosa succede, che quando Lozano riceve palla, guardate chi sta per correre, guardate com'è lontano, e vedrete chi arriverà,
che è proprio il signor Dries Mertens, arriverà in area prima di tutti, prima ancora di Zielinski, che corre di meno, ma corre di meno giustamente perché deve stare poi dietro a prendere lo scarico, è preparata proprio così. E sottolineiamo ancora una volta la posizione di Fabian, che vi ho fatto vedere anche sulla lavagnetta, che agisce quasi da mezzala sinistra, perché poi nel 4-2-3-1 devono stare in verticale i due centrocampisti quando abbiamo la palla. Bellissimo, straordinario. Quindi quando la palla viene ricevuta da Lozano e si appresta al cross, Mertens già sta là. Fabian aiuta a riempire l'area, a mettersi al limite dell'area, Zielinski temporeggia, buona anche la sovrapposizione interna di Di Lorenzo che preoccupa Yusai, quindi Pedro se la deve vedere con Lozano e non basta, la palla passa, Mertens crea scompiglio e poi arriverà sulla ribattuta, arriverà il tiro secco, potente di sinistro di Zielinski, una roba proprio tutta da godere, like per questa prima azione del Napoli, subito. Qui che cosa facciamo vedere? Che questo lancio avviene dai piedi di Fabian Ruiz. Sono stato un po' severo con Fabian Ruiz a fine primo tempo nella reaction. A proposito, andate di nuovo sulla reaction e mettete i like mancanti. Comunque, sono stato un pochino severo. Alla fine Fabian, una percentuale di passaggi molto alta riuscita. I passaggi difficili. Lobotka una percentuale di passaggi facili, tra virgolette facili, non sono mai facili, altissima, ma quella di Fabian, i passaggi di Fabian di qualità eccezionale. Il lancio di Fabian finirà poi ad Insigne che di prima delizioso tocco d'esterno per Mertens che poi metterà a terra, a culo a terra gli avversari e segnerà un gol straordinario, uno dei due gol straordinari. Su questo screenshot io vi faccio vedere un'altra cosa. Immobile, qui c'è stato un contropiede della Lazio velocissimo, Immobile riesce a prendere il tempo a Rachmani, non arriva in tempo Koulibaly a chiudere, Ospina blocca bene sul suo palo, Mario Rui ha fatto la rincorsa dove doveva stare, tutto perfetto. Guardate chi sta volando lì che ha fatto una rincorsa incredibile, più di tutti, più di Lorenzo, più di Fabian, più di Zielinski, più di tutti. Ciro, Dries, Mertens, ma basta, ma non devo aggiungere veramente nient'altro. Altro screenshot che mi piace far vedere: la posizione di Ciro. Ma non perché ragazzi ha fatto una partita incredibile, e qui sul passaggio di Lozano, questo è il secondo gol di Mertens, che si viene a prendere lo spazio e lo sa, e ancora sottolineiamo la presenza di Fabian al limite dell'area e Zielinski che si inserisce e quindi preoccupa una Acerbi che non può seguire Mertens. E qui ci riportiamo al discorso di Spalletti che ci ha detto che alcuni difensori preferiscono marcare i marcantoni che restano più statici in aria perché Mertens uno piccolino ti scappa e non lo prendi più. Un altro screenshot che volevo far vedere è sicuramente questo, cioè Mario Rui che da paciere deve fare da paciere le scaramucce tra Patrick e Insigne, e Mario Rui che fa da paciere è una gran cosa, non è solo una battuta, è anche testimonianza di tranquillità, di serenità. Quando un giocatore che è di solito nervoso come Mario Rui, sempre nervoso, rissoso, è sereno, gioca anche meglio, cosa incredibile. E poi l'ultimo screenshot, forse quello più importante, è questo bambino che diventerà un mito assoluto per non affogarsi, per esultare, deve sputare la gomma, una cosa straordinaria. Abbiamo trovato l'identità di questo ragazzo, io ho fatto le ricerche e lo saprete qua su questo canale, si chiama Julian Dennison ed è l'attore protagonista di Deadpool 2. È proprio lui, abbiate pazienza, è proprio assolutamente lui. Julian Dennison è il ragazzo, cioè non credo che ci siano dubbi, è proprio assolutamente lui. Scherzi a parte, signori miei, la partita è stata un godimento assoluto. Nel secondo tempo vediamo che poi quando arriva la girandola delle sostituzioni, Elmas si mette al posto di Lozano e quindi cambia poco. Il primo ad uscire ovviamente Mertens e Lozano, e quando esce Mertens Petagna si
mette lì e Lozano al posto di Elmas e ci siamo. Quando esce Zielinski abbiamo una situazione un po' particolare. Per me in alcune fasi della partita Demme è rimasto sotto punta e questa è una cosa che a me sconfinfera da un po' di tempo, da quando ho studiato Spalletti, perché molto spesso Spalletti sotto punta ci ha messo anche dei mediani, dei veri e propri mediani. Ricordano tutti Perrotta, ma io voglio ricordare anche Vesino, capacità di inserimento. Vesino ha anche tanti gol nelle gambe, Demme ce li ha, li ricordiamo, più di quelli che pensavamo, perché nella sua carriera non ne ha fatti tanti, ma a Napoli il fatto che si chiama Diego probabilmente influisce. Un Demme in quella posizione è plausibile vederlo, anche magari nelle partite contro le squadre più forti, ti dà comunque una ricerca del primo pressing veramente importante ed efficace. Quindi Demme un po' ha giocato qui, ma un pochino si sono poi alternati a mezzala, destra e sinistra anche Fabian, anche perché il gol di Fabian arriva da questa zona qui, quindi poi si alternavano. Però mi piace pensare che Spalletti ci stia anche pensando a una soluzione con Demme un po' più avanzato contro le squadre più forti, potrebbe risultare sicuramente decisivo. Poi entrerà anche Gulam, non cambia nulla in questa zona qui. Quando entra Malqui finisce in questa zona, Elmas finisce qua, insomma il centrocampo a 3, a 4, Elmas sotto punta, perché poi questa volta Insigne se la fa tutta la partita e quindi si finisce con un Lobotka Demme a 2 e non abbiamo dubbi. Le pagelle le trovate su Fan Rating, io però faccio un attimo un recap delle prestazioni in generale, perché comunque mi piace fare dei complimenti. Prima di tutto fai i complimenti ai ragazzi, prima di tutto dobbiamo fare i complimenti ai ragazzi. Ospina, una parata, 2 parate se vogliamo, entrambe efficaci e importanti a mantenere il clean sheet, perché il clean è shit, non è shit, perché shit lo sapete, e quindi la parata è anche bella da vedere. Di Lorenzo ancora una volta infinitissimo, grande Di Lorenzo, speriamo che ti mettano in bacheca, perché veramente non possiamo farne a meno, perché entra Malquit e Di Lorenzo non esce, non c'è niente da fare. Rachmani si perde Immobile quella poca volta, quell'unica volta se vogliamo, forse anche nel calcio d'angolo abbiamo visto che aveva subito fallo, quindi niente di che, ma alla fine K2 questa volta si prende la palma di migliore dei difensori secondo me, perché è stato eccezionale, è stato dirompente, è stato anche molta personalità, al limite del troppo quel colpo di petto, però molto spesso con i suoi movimenti, con le sue finte ha mandato a vuoto il primo pressing della Lazio e quindi ci ha fatto ripartire bene. Mario Rui, grandissima partita, si riavvicina al gol, chissà che non arrivi veramente il gol per Mario Rui, sarebbe una cosa straordinaria. Palma del migliore in campo, ovviamente è chiaro, darla a Mertens è scontato, ma Lobotka veramente ha fatto una partita da regista perfetto. Noi dobbiamo sempre analizzare non giudichiamo il calciatore né nella partita buona né nella partita cattiva, analizziamo la prestazione. Questa prestazione fa impallidire Jorginho, fa impallidire Xavi, fa impallidire Pirlo, fa impallidire tutti i registi che teniamo bene in testa, perché Lobotka si faceva vedere da tutte le parti del campo, faceva anche interdizioni, si girava in maniera immediata, protezione della palla quando non riusciva, comunque si prendeva il fallo e ha fatto dei cartellini gialli, passaggi di prima, sempre a dare lo scarico, sempre a dare un'opzione. Mamma mia, Bobotta Mon Amour, Bobotta alla grande. Sulla pagina del Napoli di Instagram, quando sono uscite le formazioni, io ho scritto Bobotka con gli occhi a cuoricino. Nelle altre pagine sui social così esce la formazione, tutti guardano Bobotta, mamma mia che schifo, abbiamo perso. Dovete aspettare, diamo un po' di fiducia, dopodiché vediamo che succede. E quindi aspettate un pochino che Bobotta ce lo dà e che ce lo dà. Fabian, ripeto, sono stato forse troppo severo, la partita comunque la porta a casa. Insigne molto mobile, secondo me soffre ancora un pochino il fatto di non riuscire a trovare. Stanno segnando tutti ragazzi, stanno segnando tutti da fuori area. A proposito, non ci dimentichiamo l'XG che lo facciamo vedere al volo, non alto perché basso quello della Lazio, perché hanno creato veramente poco, ma il Napoli ha creato occasioni
dalla distanza, la statistica di Mertens è chiara, il gol di Mertens non è un gol ad XG alto, ecco perché è poco. Il Napoli ha creato un gol e mezzo, diciamo, di quelli facili da fare, ma poi ha fatto anche i gol difficili, e quindi bene così. Quindi Insigne secondo me ancora sta soffrendo qualcosina, il suo tocco all'interno dei gol lo ha fatto, l'assist per Mertens lo segnaliamo, molto bene Zielinski tra le linee, danza sul pallone, ritorna a danzare sul pallone, dà continuità al gol perché sta trovando il gol con continuità. A me Lozano non è dispiaciuto, spunti, si fa trovare pronto, anche lui un assist, arriva al tiro, bene, veramente bene, era importante. E mi è piaciuto anche come è entrato Petagna, a un certo punto qui circondato da 5 giocatori è riuscito a tenere palla e le ha pure scartati. Su Mertens io ho finito di dire, non devo dire più nulla. Mertens non ha bisogno di nessun avvocato difensore, Mertens deve solo essere guardato dai tifosi. I tifosi devono accendere la televisione, devono guardare la partita, quelli appassionati magari guardano la partita, l'ansia è generale, dopodiché finisce la partita, te la riguardi. Quando te la riguardi, fai la Mertens cam. Tu tifoso appassionato, guarda tutti i movimenti che fa, guarda quanti palloni si è rubato dai difensori, guarda tutto l'aiuto che dà alla squadra, come dirige, che regista offensivo che è, guarda come finalizza, e poi mi vieni a dire dopo se Mertens è un ex giocatore, se abbiamo avuto giocatori di questo livello in passato, perché veramente è di un livello impressionante. È solo l'età che può fermare Mertens, altrimenti sarebbe titolare inamovibile vita natural durante così, Mario Rui, Duarte, che poi è una cosa diversa, ma l'arte è quello che si è visto ieri allo stadio Maradona, nel segno di Diego, rispettare Diego, bene tutto, bello tutto, io vi voglio bene, se ho dimenticato qualcosa me lo fate sapere nei commenti, ci saranno statistiche, usciranno il numero dei passaggi, le cose, sarà tutto bellissimo, ma non c'è manco tempo di godercela più di tanto, perché dobbiamo già pensare al Sassuolo e non sarà facile, ma io continuerò a dirlo. Volete che io vi dica questa è una partita facile? Non la sentirete, non lo sentirete da me, porta anche bene, e allora fatemi fare le cose che devo fare da New York, Valerio Fluido e tutto, dai. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.